Questo programma è offerto da Micra. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economy FVG, fari puntati questa sera sul mondo del lavoro perché è un mondo che cambia continuamente con delle luci, con delle ombre, il lavoro che cambia, il lavoro che c'è, il lavoro che manca, anche se i dati dell'occupazione dell'ultimo periodo ci fanno ben sperare, nonostante la pandemia, nonostante la guerra, insomma la nostra regione si è messa alla grande in moto, c'è voglia e c'è fermento anche da questo punto di vista. Mancano però purtroppo alle volte le risorse perché i posti ci sono ma non sempre vengono occupati, i motivi sono tanti, cercheremo di analizzarli questa sera e poi c'è anche una grande altra novità di questa settimana, cioè gli ITS che sono stati ufficialmente riconosciuti diciamo dal governo, diventano gli ITS Academy, non è una novità per la nostra regione perché ormai qui da tempo si sono radicati sul territorio, però diciamo c'è anche questo riconoscimento a livello nazionale fondamentale perché sappiamo che il bacino di questa istruzione tecnica superiore è fondamentale soprattutto perché le nostre aziende hanno fame, ed è proprio il caso di dirlo, di ragazzi e spesso non riescono ad andare a pescare le risorse necessarie. Allora vi presento subito gli ospiti che ci daranno una mano a capire insomma la situazione, a fotografarla. Ha parlato di ITS, è tornata a trovarci, la ringrazio molto, Ester Ianni, direttore del MIZ. Buonasera. Grazie Iannis. Buonasera da Andrea Modotto, segretario della CGIL di Udine. Buonasera. E buonasera a Diego Munari che è coordinatore di sede a San Giorgio di Nogaro dell'ISIS Bassa Friulana, insomma voi avete un rapporto scuola-lavoro molto importante, poi ce lo racconterà anche, grazie. Buonasera. Abbiamo parlato di occupazione, di mondo del lavoro e non potevamo insomma non sentire la voce dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro che ha appena redatto un report, lo ha fatto attraverso il suo responsabile Carlo Corvino che abbiamo in collegamento questa sera. Buonasera Corvino. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi questa sera. Allora partiamo subito da qui, da questo servizio che è un po' una sintesi del rapporto, ma poi entreremo con lei anche nel dettaglio. Vediamo. L'occupazione in Friuli Venezia Giulia continua a correre. Nel primo trimestre di quest'anno, secondo l'osservatorio regionale che ha elaborato i dati Istat, coloro che hanno un posto di lavoro sono oltre 516.000, un numero in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso di oltre 17.000 unità e rispetto al 2019 di quasi 23.000, con un 10% in più per le donne. Tra gennaio e maggio sono state ben 111.000 le assunzioni in regione. Il tasso di occupazione è dunque da record con il 67,6%, il terzo più alto in Italia dopo le province di Trento e Bolzano. La crescita dell'occupazione, secondo l'osservatorio, è trainata soprattutto dall'industria manifatturiera, che raggiunge quota 129.000 unità, più 8,9% rispetto al 2019, e dal terziario, 248.000 occupati, più 7,2%. Inaspettatamente in contrazione invece la quota degli occupati nelle costruzioni, che registra un meno 7,1%. Bene l'occupazione giovanile, salita del 38,5% rispetto a un anno fa. Si conferma anche il trend delle dimissioni volontarie più acuito per i contratti a tempo indeterminato. Nel periodo tra gennaio e maggio 2022, mette in evidenza l'osservatorio regionale, hanno lasciato il posto fisso 11.000 persone, nella gran parte dei casi ricollocatesi, con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 del 36% e addirittura del 76% rispetto al 2020. Complice anche la regressione demografica, la ricerca di manodopera resta un fattore critico. Allora, questi erano alcuni numeri, alcuni passaggi rispetto al report che è stato fatto appunto dall'Osservatorio del Mercato del Lavoro regionale. Corvino, insomma, partiamo da qui, dal dato importante dell'occupazione che ci vede al terzo posto a livello nazionale, che come dicevo, nonostante tutti i problemi che ci sono, insomma, ci fa ben sperare in un certo senso. Sì, è così, va detto che la regione comunque si colloca in un territorio che tradizionalmente, almeno dagli anni 90, ai vertici da un punto di vista occupazionale. Abbiamo un tasso di occupazione particolarmente elevato, il più elevato da quando l'Istat realizza queste rilevazioni, oltre il 67%.
quindi diciamo è frutto, questa crescita occupazionale è frutto dell'eccezionale crescita economica che abbiamo avuto nel 2021, una crescita che secondo me oltre il 7%, parliamo di tassi di crescita veramente eccezionali da dopoguerra, nel giro di un anno molto intenso, che ha portato a investimenti, che ha portato alla crescita dell'occupazione, appunto, ma che sta portando anche degli effetti non desiderati come l'inflazione, come l'aumento del costo dell'energia, dei semilavorati, lo sappiamo, tutti i problemi che nascono sul finire del 2021 e con la guerra naturalmente questi problemi si sono intensificati. Allora, Modotto, insomma, dal punto di vista del sindacato, insomma, come si può dare una prima risposta a questi numeri, come si può inquadrare questa panoramica che insomma, ha dei risvolti sicuramente positivi? Beh, i numeri sono sicuramente in crescita, questo è indubbio. Il problema è quale tipologie di contratti invece dobbiamo utilizzare, che sono anche il motivo poi delle dimissioni volontarie, quindi anche questo è un altro tema che magari affronteremo dopo. Diciamo che non sono molti i tempi indeterminati, ci sono molte somministrazioni e molti tempi determinati e quindi questo purtroppo è ancora un volano per la precarietà. Sì, su questo insomma, bisognerà lavorare in qualche modo? Sicuramente, lì il legislatore dovrebbe iniziare diciamo, a disboscare quelle forme di lavoro che noi ormai riteniamo improprie da molti anni e poi rivedere anche il numero dei contratti nazionali, che anche questo è un problema. Sì, assolutamente. Allora, poi, insomma, lo dicevo prima, insomma, è anche stata la settimana importante per quanto riguarda gli ITS e direi vediamo subito in questo servizio, tanto per riepilogare, e poi sentiamo anche gli altri ospiti. Gli ITS sono i percorsi post-diploma per la formazione tecnica altamente qualificata, nati 11 anni fa. Con l'approvazione all'unanimità della nuova legge da parte della Camera, gli istituti tecnologici superiori ora diventano parte integrante del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Le ITS Academy, così si chiameranno d'ora in poi, potenzieranno la formazione professionalizzante. Ogni ITS Academy farà riferimento a una specifica area tecnologica, ora sono 6 ma presto aumenteranno, e offrirà un percorso per una formazione di elevate competenze, coerente con l'offerta lavorativa del territorio. L'attività formativa prevede che il 35% del monte orario riguardi stage aziendali e tirocini obbligatori, che potranno essere svolti anche all'estero. Recuperiamo così, commenta il capogruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, 50 anni di ritardo formando studenti in settore chiave come digitale e green. Allora Yannis, una svolta che attendevate da diverso tempo, un percorso che è stato anche travagliato, gli ITS sicuramente hanno fatto la loro parte in questa battaglia. Draghi, quando si è insediato, il Premier insomma, aveva detto subito che gli ITS erano un bene da valorizzare, insomma siamo arrivati a questo riconoscimento, adesso siete più forti? Io credo che siamo più forti, senza dubbio, perché questo va a consolidare anche nell'immaginario delle persone quello che i singoli ITS a livello regionale e nazionale hanno costruito con i loro risultati e con la qualità della loro formazione. È importante avere riconoscimenti esterni perché evidentemente questo semplifica tutti i processi di comunicazione verso le famiglie che ancora non hanno grande attenzione. All'interno di questa nuova riforma ci sono degli elementi significativi. Prima del servizio citava istituti tecnologici superiori, ITS Academy. Questo riconosce la nostra dignità, ma ci sono anche elementi molto importanti, la stabilizzazione dei finanziamenti e naturalmente una attenzione a regolare, a chiarire determinati rapporti con il mondo dell'università o altri elementi ancora. Quindi noi siamo felici, viene riconfermato il rapporto virtuoso con le aziende in tante modalità, un rapporto che era già per quanto riguarda la mia fondazione e la mia esperienza molto forte. Munari, lei insomma, è da 30 anni credo, insomma, è impegnato nel mondo della scuola e segue molto spesso proprio questi progetti
che vedono i ragazzi avvicinarsi al mondo del lavoro. Ecco, questa notizia sicuramente è importante, insomma, aiuta anche voi, anche il mondo della scuola, a capire, insomma, il passaggio successivo, soprattutto per gli istituti professionali. Sì, mi occupo da circa 30 anni di quello che si chiamava l'alternanza scuola-lavoro, quindi di tutti i rapporti con le aziende, che nel tempo sono mutati parecchio. E sicuramente c'è un problema, come si citava prima, tra l'incontro tra la domanda e l'offerta. No? Purtroppo la domanda da parte delle aziende è notevole, soprattutto in certi settori, quello che conosco meglio è il settore meccanico, il settore della manutenzione del professionale, e non c'è ovviamente l'offerta da parte della scuola. Per quanto riguarda l'ITS sicuramente diventa un'unione, diciamo, con il mondo del lavoro notevole e dà sicuramente una possibilità di approfondire delle tematiche e di essere soprattutto al passo con i tempi, no? Vista la professionalità degli ITS che abbiamo qua in Regione, insomma. Sì, assolutamente. Allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi ritorniamo da Corvino anche per sapere quali sono i dati sull'occupazione giovanile, che insomma si lega molto a questo discorso, tra poco. Di nuovo insieme con Economy FVG, il mondo del lavoro al centro di questa puntata, in particolare anche il rapporto tra i giovani. Abbiamo visto insomma il riconoscimento da parte del governo degli ITS che diventano ITS Academy, e poi i dati sull'occupazione. Allora Carlo Scorvino, che è il responsabile dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro regionale, insomma, che cosa ci dicono gli ultimi dati per quanto riguarda le assunzioni dei giovani? Allora, sulla questione giovanile che ahimè si lega a quella di genere e direi anche si lega al tema della precarietà o della flessibilità del mercato del lavoro. Giusto per riagganciarmi a quanto prima accennava un vostro ospite, c'è il fatto che c'è occupazione, però è un'occupazione che pare sempre più instabile. Non è sempre più instabile, l'instabilità si è mantenuta almeno da 10 anni a questa parte. Nel 2004 in Friuli c'era il 9% dei dipendenti era a termine, nel 2017 quasi il 18%, adesso ci siamo attestati sul 15,6% in Friuli Venezia Giulia. Credo che sia anche una percentuale sottostimata, perché l'Istat fa delle rilevazioni campionarie che non colgono l'estrema varietà in certi settori dei contratti, l'estrema frammentazione. Ci sono due questioni. La prima è che la precarietà è distribuita in maniera diversa tra i settori di attività economica. In estrema sintesi, il terziario tradizionale, commercio, che fa tanti occupati, quindi i servizi tradizionali, il commercio, il turismo, hanno percentuali di assunzioni a tempo determinato che non arriva al 5% mediamente al mese, okay? o all'anno. Mentre ci sono altri settori, tipicamente i settori dove sono assunti di più gli uomini, quindi la manifattura, sono settori buoni da questo punto di vista, qui dove le percentuali di contratti e di trasformazione a tempo determinato è nettamente più elevata. E c'è un trade union però perché per scelte, per conseguenze anche di scelte politiche fatte nel passato, in Italia la flessibilità è stata concentrata sui nuovi entrati nel mercato del lavoro, quindi giovani e quindi ahimè donne. Quindi esiste questo problema, ma è un problema che esiste da anni, e credo che alla base anche delle dimissioni volontarie, che poi magari riprenderemo più nel dettaglio, ci sia anche questo problema qui, che è un problema che ci portiamo da tempo. Sull'occupazione giovanile, va detto una cosa, tra il 2019 e il 2022 c'è stata una crescita delle assunzioni degli under 34, una crescita notevole, molto più elevata rispetto agli adulti o agli anziani, delle assunzioni non dell'occupazione, non solo dell'occupazione. Quindi questo dovrebbe sfatare il mito dei giovani sfaccendati, perché va considerato che ce ne sono pochi di giovani. Noi siamo in una situazione drammatica di regressione demografica, non un dato di oggi, questo sono almeno 20 anni che è noto questo problema, però oggi cominciamo a contare i nodi al pettine di decisioni non prese nel passato.
perché oggi, rispetto a 10 anni fa, in Friuli Venezia Giulia ci sono quasi 30.000 under 30 in meno. Quindi quei pochi che ci sono hanno una grande propensione alle assunzioni, perché sono fra le fasce di lavoro più assunte. E questo deve andare però di pari passo con quanto dicevo prima. E anche la quota, gli under 25 in particolare, ma spesso anche gli under 30, che sono soprattutto occupati, avviati con le prime esperienze lavorative, ma molto spesso succede poi la trappola del precariato, che si continua a essere assunti o occupati con contratti a termine. Sì, e poi questo ha modotto anche la questione, insomma c'è voglia di ragazzi, i ragazzi sono pochi, abbiamo scoperto, lo sapevamo, ma insomma ci viene ribadito, però i contratti con i quali si parte a lavorare purtroppo per i ragazzi sono sempre dei contratti insomma svantaggiosi, e qui mi ricollego anche all'esca dell'estero, perché tanti fanno il confronto e poi dicono vabbè, ma allora a parità me ne vado all'estero, e quindi il bacino da cui poter pescare si assottiglia ancora di più. Infatti dobbiamo farci questa domanda: come mai tanti giovani vanno all'estero quando poi la nostra formazione è di qualità? Perché un nostro giovane va all'estero ed è accolto a piene mani, vuol dire che la formazione qui funziona. Forse invece quello che non funziona è come assumiamo i giovani, che prospettiva gli diamo. Questo è il tema di fondo. Tra l'altro con la questione demografica che giustamente adesso avete ribadito, ed è giusto che si facciano delle riflessioni profonde su questa cosa qua, perché rischiamo di sottogliere talmente tanto la questione che poi veramente diventa un problema per sostenere le aziende. Questo è il tema finale. E su quella cosa lì bisogna fare delle riflessioni dove il legislatore dovrebbe intervenire, io dico, in maniera molto celere. Che potere hanno i ragazzi, anche contrattuale, no? Beh, Perché è difficile quando si comincia a lavorare poter andare dal datore di lavoro e insomma pretendere qualcosa in più. Sicuramente basso, però il fenomeno delle dimissioni di massa, che noi osserviamo ogni giorno, tra l'altro poi ovviamente con i giovani ci parliamo, sì, fa notare che non è solo una questione di salari, è una questione anche di come si lavora nelle aziende, tempi di vita, tempi di lavoro, tanto per capirci bene, e rispetto, diciamo, di quelli che sono i diritti fondamentali, perché se mancano questi i giovani non vengono da sindacato a lagnarsi, danno le dimissioni immediate. Questa è la differenza tra le generazioni attuali e quelle precedenti. Sì, Yannis, sicuramente il bacino anche per voi è poco, nel senso che la crisi demografica va a incidere anche su, poi dopo il diploma naturalmente tanti fanno scelte diverse, voi naturalmente sperate che vengano all'ITS, che dà, insomma, poi ricordiamo a proposito di assunzioni che insomma i ragazzi che escono da un ITS sono praticamente al 99% assunti e l'1% va all'università magari poi, quindi anche questo è importante, però c'è questa questione, alta formazione, poco bacino, grande specializzazione, poi però l'inserimento in azienda va compensato anche con un buon ritorno per loro, nel vostro caso c'è insomma questo ritorno, insomma non vale per tutti, però sicuramente voi sì. Io volevo fare osservare un aspetto. È il mio osservatorio particolare e sicuramente non un punto di vista che non è generalizzato. L'elemento forte dei ragazzi che escono dall'ITS è il fatto che quasi tutti, parlo di numeri a livello nazionale altissimi, trovano un'occupazione coerente con un percorso di alta formazione e specializzazione che loro hanno fatto. Teniamo presente comunque che, anche se non codificato nei contratti, la maggior parte delle aziende riconosce implicitamente il valore della formazione e riconosce per l'assunzione dei tecnici superiori un livello di ingresso che è pari a quello del laureato triennale. Diciamo che è una tendenza. C'è un altro aspetto importante, è vero, quale potere ha il giovane nei confronti di un datore di lavoro? C'è un vantaggio in un percorso come quello dell'ITS che mette a contatto per 700-800 ore un giovane e l'azienda. Il giovane può capire qual è il settore nel quale si realizza maggiormente, ma può anche capire una cosa importante: se la dimensione di un'azienda importante, grande, internazionale, è quella che gli permette maggiormente di realizzarsi nei fattori tempo e così via. Quindi ci sono, parlando dal mio punto di vista, ci sono condizioni che sicuramente rendono più facile l'inserimento lavorativo dei nostri ragazzi, oltre naturalmente alle loro competenze. Sicuramente, lo vediamo in questo momento di selezioni, da una parte il numero dei ragazzi è diminuito, dall'altro c'è un altro aspetto che è un po' una posizione di attendismo, che è l'onda lunga un po' del Covid.
Però noi contiamo che l'informazione continua che noi cerchiamo di oggettiva su base dati che noi facciamo spinga molti ragazzi a investire nel loro futuro e quindi un futuro di qualità in contratti anche che hanno caratteristiche di maggiore stabilità. Sì, Munari, per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, lei appunto se ne occupa da tanto tempo, come è cambiata negli ultimi anni? Ci mettiamo anche purtroppo dei fatti di cronaca, ricordiamo Lorenzo Parelli, ma questa questione ha sicuramente un po' anche psicologicamente insomma, creato qualche problema, però sicuramente lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro è fondamentale, e come lo ha visto cambiare e come sono le aziende da questo punto di vista oggi? Sì, allora, diciamo, dipende un po' anche dal settore, no? Io vengo da un istituto che ha 13 indirizzi, quindi molto complesso, e non in tutti i settori si riesce a collocare sempre con facilità lo studente. Nel settore che conosco meglio, che è quello della mia sede, del mio plesso, ovviamente lì non c'è alcun problema, nel senso che abbiamo una facilità incredibile nel collocare gli studenti in alternanza scuola-lavoro. E mi riallaccio al discorso che faceva la dirigente Iannis, che questo costituisce sia per l'allievo, no, per lo studente, che per l'azienda un vantaggio incredibile, quello di poter testare, no, ovviamente tecnologie, ma anche testare le aziende stesse, e per contro l'azienda riesce a valutare i ragazzi quando li ha in alternanza, in stage, per poi magari poter sfociare il rapporto in un rapporto di lavoro. Tutti gli allievi generalmente hanno come prima esperienza lavorativa quello dell'azienda dove hanno fatto l'attività di alternanza. Cosa è cambiato ultimamente? Sono cambiati ovviamente certi atteggiamenti, certe così, li chiamo paure da parte delle aziende, visti anche gli ultimi accadimenti purtroppo anche in regione, no? L'azienda è sempre più così restia ad accogliere gli studenti in stage, no? Molte aziende con cui abbiamo collaborato negli anni precedenti hanno avuto così delle difficoltà ad accettare i ragazzi in stage, no? A fronte di ovviamente dei rapporti che sono le convenzioni eccetera, che ci sono sempre stati, e adesso è un po' più difficile collocare gli allievi. Però rispetto a 20 anni fa, voglio dire, il concetto che studio e poi vado a farmi l'esperienza in azienda è molto più radicato, immagino, insomma, sì, forse sì. Per voi magari già lo vivevate in un certo modo prima, però insomma è cambiato il mondo da questo punto di vista. Sì, certo, è cambiato il mondo, e i ragazzi vedono in maniera favorevolissima questo tipo di attività. Ecco, non c'è nessuno che storce il naso perché deve andare a fare un'attività in azienda, anzi aspettano proprio con ansia di fare questo tipo di esperienza, anche perché rispetto a quando ero giovane io, tantissimi anni fa, non c'è altro modo di intervenire, di entrare in un'azienda in età, diciamo, che non sia in età da lavoro, in età appunto da maggiorenni, per cui scelgono certi percorsi, sicuramente professionali, ma anche il settore tecnologico, quindi i vecchi IT, no, come li chiamavamo una volta, proprio per anche questo aspetto, quindi per poter toccare con mano quello che a scuola ovviamente facciamo da un punto di vista sia teorico che laboratoriale, ma sicuramente poi in azienda vedono cose che la scuola non sempre riesce a permettersi, insomma, quindi c'è anche questo aspetto così di conoscenza, no, e di competenza sviluppate in azienda. Sì, forse una volta era anche un po' tutto più naturale, perché i ragazzi finivano, insomma, quelli degli istituti professionali finivano il diploma e subito entravano direttamente nel mondo del lavoro, non c'era neanche questo bisogno, perché era proprio così nella natura delle cose. Restate con noi, ci fermiamo per la pubblicità, perché poi parliamo anche di quelle che sono le figure introvabili invece nel mercato del lavoro, tra poco. Rieccoci in onda con Economai FVG, il mercato del lavoro. Abbiamo toccato tanti temi, quello dei giovani in modo particolare, però insomma, avendo a disposizione il responsabile dell'Osservatorio del mercato della Regione, Carlo Scorvino, chiedo subito quali sono i settori che vanno per la maggiore, quali sono d'altra parte le figure introvabili che le aziende ricercano e dove ci sono dei posti di lavoro che però restano liberi perché non c'è nessuno che li colma, perché sennò sarebbero altre assunzioni.
Sì, diciamo che dopo il 2019 molte professioni, molte professionalità, al di là dei numeri delle richieste, sono considerate introvabili. Una volta, ad esempio, una figura molto richiesta, soprattutto dalle stagioni, ma non solo, cuochi, camerieri, eccetera, queste tipo di attività qui, non venivano considerate di difficile riperimento. Dai dati che elabora Union Camere, anche per il Friuli Venezia Giulia, emergeva come un'assunzione su 3 veniva considerata di difficile riperimento in quest'ambito qui. Adesso anche queste figure qui sono considerate al 40% di difficile riperimento. Detto questo, le figure che sono più ricercate riguardano il campo industriale, in particolare l'industria che esporta e che adotta tecnologie più moderne. Quindi tecnici ingegneristici della produzione, ingegneri, operai specializzati nel campo della metalmeccanica e della meccatronica, tecnici informatici, ingegneristici, tecnici del marketing, quindi tutte figure tecniche e specializzate, soprattutto nella manifattura avanzata e nel terziario avanzato. Va detto che nonostante abbiamo visto che nel campo dell'edilizia si è ridotta paradossalmente, diciamo, si è ridotta la Questa base sembra un po' una cosa occupazionale. particolare perché insomma con il boom 110%, vediamo ponteggi da tutte le parti, cantieri aperti, Sì, fa un po' sì, specie quel dato lì del sì. meno 7. Allora Se si può spiegare va in qualche detta una modo. cosa. Sì, noi ci limitiamo a constatare i dati. Allora diciamo questo. Nel 2018, sempre dati Istat, gli occupati erano 28.000, sono assaliti nel 2019, quindi comunque in un periodo precedente all'avvio degli incentivi e dei bonus edilizi, sono saliti a circa 30.000. Quindi abbiamo avuto un aumento di occupati tra il 2018 e il 2019, dopodiché però il numero di occupati è rimasto costantemente fino al 2021 intorno a questa cifra qua, con addirittura una riduzione rispetto al 2019. Questo per ciò che riguarda gli occupati misurati dall'Istat. Se noi però andiamo a vedere le previsioni di assunzione di Excelsior, fra le figure più richieste e di più difficile reperimento ci sono proprio gli operai specializzati nell'edilizia, quindi non solo munatori, sono figure specializzate nella rifinitura, quindi sono artigiani, operai specializzati nel campo dell'edilizia e del suo indotto, quindi nel campo della casa, delle costruzioni, diciamo così. Però noi onestamente ci saremmo aspettati, anche se di poco, un aumento della base occupazionale. Perché questo non è avvenuto? Posto che bisognerebbe forse anche chiedere direttamente ai veri esperti del settore, cioè chi ci lavora in questi settori qui. Ma ci possono essere, secondo me, 3 ipotesi. La prima deriva proprio dal fatto che non si trovano, quindi si cercano in quel campo lì, c'è domanda, ma alla fine molte imprese delle costruzioni non sono riuscite ad aumentare il proprio organico o in maniera stabile e definitiva, e quindi le maggiori commesse che hanno avuto l'hanno fatto con chi era già assunto, quindi visto che appunto non si trovavano sempre le maestranze in questo periodo qui. Quindi l'organico era sufficiente. L'altra ipotesi, e questo credo che spieghi abbastanza, penso che spieghi abbastanza. Noi in Regione, le casse edili sono venuti anche insomma, a denunciare questo fatto di non riuscire a trovare il personale formato e quant'altro. L'altro elemento invece, l'altra ipotesi è più di diciamo, non è proprio un'ipotesi, è un po' un'idea. Evidentemente c'è qualcosa che non va nell'applicazione di questo bonus edilizi, che forse hanno moltiplicato piccolissime imprese, magari anche in subfornitura, in subappalto e cose di questo tipo qui, quindi c'è stata un aumento di assunzioni in personale non qualificato che non poteva essere inquadrato altrimenti, e assunzioni molto a termine che non sono andati poi ad aumentare la base occupazionale. Va detto una cosa, nel 2021 c'è stato un boom dell'avvio di nuove imprese nell'edilizia e nelle attività immobiliari, laddove durante il 2021 rispetto al 2019
Mediamente in Friuli abbiamo avuto meno 3% di nuove imprese. Nel campo dell'edilizia, delle costruzioni e delle attività immobiliari, a livello di Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto più 30% e solo nella provincia di Trieste più 75% di nuove imprese. Forse la risposta va cercata in queste 2 o 3 ipotesi che ho così marginalmente fatto, ma di sicuro ci aspettavamo qualcosa di più. Sì, Modotto, insomma, che risposta si dà al sindacato di fronte a questo dato particolare, insomma, con tutti i problemi che ci sono poi dietro questo mondo del super bonus e che arriveranno anche quando finirà il super bonus? Le dimensioni di impresa fanno la differenza, dimensioni di impresa. Non abbiamo delle filiere composite e questo ovviamente fa sì che questo dato ha queste caratteristiche, questo è il ragionamento. C'è un annismo industriale in Italia a tutti i livelli e questo ovviamente non crea le condizioni per avere occupazione stabile, di lunga durata e ovviamente dare prospettiva al Paese. Sul fatto dell'edilizia, ecco, questa stonatura, insomma... Stonatura, ma l'ha spiegato anche prima, sì. E questo è un po' il ragionamento. Non hai filiere composite, quindi diciamo c'è una dispersione, non riesci neanche a capire dove sono occupati alcune persone che sono all'interno invece della filiera dell'edilizia. Questo è anche un ragionamento da fare. Quando finirà il super bonus, l'effetto super bonus, insomma, cosa succederà per quel settore? Lì chi lo sa, lavoro, chi lo sa, c'è un rischio anche lì sicuramente. Questo è un tema che in qualche maniera sta arrivando anche, anche dal punto di vista dell'economia politica, lo stanno già osservando, anche perché lì purtroppo ci sono insinuate anche altre discussioni sotto. Chiaro che però dopo il PNRR e tutte queste cose qua forse daranno ancora una spinta, però ovviamente questo potrebbe essere un ciclo che non dico che va a finire, ma ha un rallentamento sicuro. Iannis, insomma, lo diceva anche Corvino, le figure che mancano un po' sono sempre quelle a cui ci siamo abituati in questi anni, insomma, abbiamo sentito meccatronica, insomma, che è un po' il vostro mondo, figure di operai specializzati, insomma, tutte le figure che voi create costantemente, come spesso diciamo, credo che non sia cambiato nulla da questo punto di vista. Se ne aveste il doppio naturalmente entrerebbe anche nelle nostre aziende. Assolutamente, sono terminati da poco gli esami di Stato e abbiamo studenti, il 50% aveva il contratto già firmato oppure la promessa prima di fare l'esame e molti stanno attendendo, valutando 5, 6, 7 offerte. È la nostra sfida quella di puntare sulle alte professionalità, quelle che nelle tecnologie 4.0 coniugate a una competenza nativa digitale, perché la digitalizzazione ormai come l'automazione vanno a permeare tutti i settori. Quindi quando parliamo di meccatronica pensiamo ancora alla meccanica. No, non è assolutamente così. E dico questo anche guardando sempre alle ragazze. Ho sentito con grande piacere che c'è un incremento dell'occupazione femminile, ma ci piacerebbe davvero che anche nel mondo così ricco di opportunità e di possibilità di qualità come il nostro, ma noi non siamo solamente nella meccatronica, siamo anche nell'arredo, siamo anche nell'agroalimentare, siamo nell'energia, professioni diversissime che davvero possono incontrare anche il piacere di operare in settori che rappresentano per noi un valore. E questo è un altro aspetto che secondo me può incontrare i giovani. Quindi sicuramente una fame, recupero quello che lei ha detto prima, e tante opportunità, tante possibilità. Vorrei aggiungere un altro elemento. I dati Invalsi recentemente presentati hanno evidenziato che c'è una forte stratificazione sociale, per cui i risultati migliori a livello di maturità o in altri contesti sono legati alla provenienza sociale. Noi attiviamo una metodologia e quindi anche la riforma va a sancire questa specificità che è laboratoriale e questo consente a studenti provenienti da tipologie di istituti diversi di trovare la propria vocazione e di realizzarsi, di ottenere grandi risultati nel periodo di studio e splendidi risultati nel periodo successivo. Sì, poi ha parlato di energia, lo vedremo, ma questo dopo la pubblicità, perché avete sempre delle novità e arrivate sempre in anticipo rispetto a quelli che poi sono i problemi, sembra fatto apposta. Poi sul discorso dell'energia ci ritorniamo. Munari sottoscrive, immagino, quello che diceva Ester Iannis nell'ultimo, insomma, i vostri test Invalsi, anche voi insomma li fate, che cosa vi rimandano? Detto che insomma diciamo nel Friuli, nord-est, insomma si sta meglio che in altre parti d'Italia, ma questo già da tempo, anche se, come lo diceva la Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Teresa Tassambiolo proprio sull'argomento,
questi test ci devono dare anche l'impulso per fare sempre meglio le riforme della scuola che servono, migliori strutture, più tecnologiche, più al passo coi tempi, e quindi vanno presi questi test anche insomma, per farci fare ancora meglio, insomma, dobbiamo adagiarsi sul fatto che noi forse stiamo meglio rispetto ad altri. Ah, sì, certo, sottoscrivo quello che ha detto la dirigente Iannis. I test IVALS anche nostri, noi abbiamo appunto una diversificazione degli indirizzi che evidenziano l'estrazione sociale, no? In termini di risultati, anche se diciamo, ci collochiamo comunque sempre in zone abbastanza buone della classifica, no? Quindi questo è evidente. Sì, quindi il discorso della preparazione dipende ovviamente da quello che riusciamo a fare a scuola, dipende ovviamente dalle attitudini anche degli allievi e dalle scelte che fanno a livello di indirizzo, quindi questo è un dato fondamentale, la scelta che fanno o la scelta che spesso fanno anche le famiglie. Questo no? è il discorso. E questo è un altro problema sì, che è in piedi da anni. Insomma, sì, quando le famiglie scelgono per i ragazzi poi la storia non va a finire benissimo. Esatto, no? esatto. E poi abbiamo i cambi di indirizzo, il volare di fiore in fiore che non aiuta ovviamente il percorso scolastico dei ragazzi. No? È opportuno che ci sia la possibilità, ma quando questa viene così un po' abusata diventa poco proficua insomma in termini ultimi. Sì, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi torniamo a parlare di questo e di altro con i nostri ospiti a tra poco. Ultima parte di Economy FVG, lo dicevo prima della pubblicità, il MIZ insomma molto spesso ci ha abituato a questo, ad anticipare i tempi, a creare dei corsi prima che si creassero i problemi. In questo caso è stato sottoscritto, proprio presentato un corso importante in Carnia questa settimana con una figura, Iannis, proprio specializzata per l'energia, le energie rinnovabili, e quindi proprio in questo momento in cui si parla tanto, naturalmente questo corso non è nato ieri perché è scoppiata la guerra, ma è nato in anticipo e calza proprio a pennello con il momento. Allora noi ve lo raccontiamo, lo vediamo in questo servizio, poi lo commentiamo anche con la Iannis. Firmato a Tolmezzo un accordo fra la Fondazione MITS Malignani e la Carnia Industrial Park, un patto che ha come obiettivo il lancio del nuovo corso post-diploma per la figura di Energy Specialist che si formerà in meno di 2 anni nel Parco Tecnologico di Amaro. Una figura importante e attuale è quella del tecnico superiore per la progettazione e manutenzione di impianti energetici. È la figura di un tecnico specializzato nel settore dell'energia. L'ITS Malignani assieme a Carnia Industrial Park già da alcuni mesi hanno lavorato per creare un percorso formativo adatto a questi giovani che dovranno gestire l'aspetto energetico e energivoro al fine di creare risparmi, creare ottimizzazioni di utilizzi non solo per le industrie di questo territorio, ma anche evidentemente per le altre esigenze di tipo industriale, sociale, economico e via dicendo. L'ITS è un segmento formativo che da 12 anni consente di formare sul territorio dei tecnici preparati alle nuove tecnologie. Siamo molto contenti di questa collaborazione, di questa convenzione con Carnia Industrial Park, perché evidentemente questo territorio è un territorio a noi caro che pensiamo possa dare parecchie soddisfazioni all'ITS ma anche ai giovani e alle famiglie. C'è bisogno di formare personale qualificato che in poco tempo possa entrare nel mondo industriale, nel mondo delle imprese. L'ITS è una grande opportunità che ha il Paese per poter sfornare questi tecnici, anche perché sono percorsi costruiti insieme con le imprese, con gli imprenditori. In questo caso, oltre alla Fondazione Malignani, c'è stato anche Confindustria Udine, per cui c'è stata una interlocuzione anche con quello che è il mondo delle imprese. I programmi sono disegnati per andare incontro alle esigenze reali che oggi hanno le imprese. Di conseguenza, se si vuole affrontare il PNRR con le giuste risorse, questo strumento è fondamentale. Sì, Iannis, come dicevo, insomma, la capacità anche di saper guardare lontano è sicuramente vincente e non è neanche da tutti. In questo caso è l'ulteriore conferma che insomma, ci avete visto giusto.
Sì, è una sfida ed è una sfida anche faticosa qualche volta, però in questo siamo davvero sostenuti dai rapporti continui con le aziende e con le associazioni. È evidente che se noi dobbiamo affrontare un tema importante, ricco di valori, che è quello della transizione energetica, che è quello della conservazione del nostro pianeta per i giovani, non possiamo pensare che ciò avvenga casualmente, dobbiamo trovare delle figure formate, laddove sono figure intermedie, operative, che entrano immediatamente nelle aziende e che crescono molto rapidamente nelle aziende. Quindi c'è questa forte sinergia tra segmenti diversi, anche con l'Università di Udine nello specifico per noi, che mette le ali, secondo noi e secondo il nostro gruppo di lavoro. E quindi è una sfida importante alla quale noi teniamo molto, così come peraltro devo dire che sfide un pochino meno evidenti, forse più sotterranee, sono anche nel mondo dell'agricoltura, dell'agrotech specialist. Noi pensiamo ancora a quello che va a potare la vite, ma no, ormai abbiamo macchine che costano, che comportano investimenti importanti e che giovani devono utilizzare. Bisogna utilizzare le nuove tecnologie per capire come anche risparmiare la risorsa acqua. Quindi c'è un filone continuo e c'è un'integrazione che è, devo dire, affascinante. Ecco, se posso permettermi, alle volte voi andate dietro al mercato, se vogliamo così dire, perché c'è una richiesta, voi, alle volte invece anticipate il mercato, cioè quello che create voi poi crea un settore particolare che crea altri posti di lavoro, quindi c'è anche questo fatto di riuscire a creare dei segmenti che magari non c'erano con delle figure che quindi le aziende dicono visto che c'è questa figura possiamo creare anche questo. Sì, il nostro territorio in alcuni ambiti, lo citava prima il rappresentante della CGIL, è un territorio molto frammentato. Questo non toglie eccellenza ma crea debolezza e quindi non è sempre facile avere come feedback da questo mondo delle indicazioni professionali. E allora è qui che il lavoro di sistema diventa importante e vincente, allora, speriamo. Sì, infatti abbiamo visto insomma, molte luci da questo punto di vista, ci sono anche delle ombre che sono soprattutto le ombre che ci aspettano, se vogliamo, Modotto. Insomma, il momento è sicuramente difficile, una grande inflazione, c'è la guerra, la pandemia comunque non è assolutamente superata, insomma, come guardate ai mesi che arriveranno? Anche tanto perché... Oggi anche si deciderà che fine fa la legislatura in qualche maniera, questo è un ulteriore aggravio. Certo, è chiaro che non aiuta. Certo, sicuramente. La transizione energetica ovviamente è messa un po' a rischio anche dalla situazione che ha il nostro Paese, perché le scelte che doveva fare negli anni passati non sono state fatte. Giustamente si parlava di transizione di competenze, le competenze servirebbero perché andare verso la transizione energetica vuol dire generazione diffusa e non con il modello industriale che abbiamo adesso, fatto da grosse imprese, e basta in qualche maniera. Invece adesso diciamo, si ribalta un po' il sistema e questo ovviamente devi chiamare delle nuove attività e formarle. Il problema è che ovviamente i prezzi di energia e anche diciamo, la questione del gas che è stato scelto in Italia come metodo di transizione mette un po' freno a questa cosa qua. Però sarebbe un errore gravissimo invece fermarsi e non andare verso quello che è stato adesso diciamo, messo in campo, cioè quindi formazione sulla transizione energetica, sulle nuove competenze, importantissimo, anche perché uno dei temi importanti è anche la riduzione dei consumi nelle aziende, oltre diciamo, a ragionare in fotovoltaico eccetera eccetera, il tema è invece come si ribodolano i processi industriali spendendo di meno e quindi consumando di meno e questo nelle aziende, specialmente le piccole aziende, non è una cosa che fino adesso era in qualche maniera sentita, però ovviamente che adesso col costo elevato del kilowattora del gas ovviamente diventa una cosa prioritaria, specialmente nei processi energivori. Lo chiedo anche a lei Corvino, che cosa si aspetta, insomma, quali possono essere secondo lei gli scenari dei prossimi mesi sul fronte dell'occupazione? È davvero incerto, se non ci fosse stato il prolungamento di questo periodo di incertezza col conflitto e anche con ulteriori incertezze politiche, era facile prevedere un ulteriore aumento della base occupazionale. Anche perché noi dobbiamo cogliere, secondo me, come territorio Penisola e Friuli Venezia Giulia un'opportunità che fino al 2019 non era nemmeno prevedibile. Ricordiamoci una cosa, noi fino al 2019, dal 2014 siamo cresciuti intorno all'1%.
Questo tasso di crescita così elevato del 2021, che è previsto anche, è prevista crescita anche nel 2022 e nel 2023, nonostante le crisi energetiche, nonostante le spinte inflattive. Il problema è che appunto questa continua incertezza di sicuro non fa bene, insomma. Dicevo, l'occasione è che mentre fino al 2019 noi eravamo in un periodo di austerity, no? Vi ricordavate, non si poteva fare spese, bisognava tagliare. Adesso siamo quasi nel problema al contrario, cioè abbiamo un sacco di risorse da poter spendere e speriamo di poterle spendere bene. Sono ancora moderatamente ottimista. Di sicuro c'è stato un rallentamento della crescita e quindi anche un rallentamento della crescita occupazionale. Vediamo, cioè, non me la sento di fare grandi previsioni. Guardando il bicchiere mezzo pieno, se nei prossimi 2 anni riusciamo a fare una politica che possa migliorare la conciliazione tra il lavoro di famiglia, diciamo così, il lavoro di cura di maschi e di femmine dentro le famiglie, con i figli e con i genitori anziani, e possiamo aumentare la possibilità di mandare in occupazione e di farle rimanere occupate, di farle crescere le donne, non solo i giovani, forse riusciremo anche a invertire, dico forse, questo trend demografico che è estremamente preoccupante. A me preoccupa più questo, se devo dire la verità, che non altre cose, perché noi non ci rendiamo sufficientemente conto del fatto che un paese che non fa figli vuol dire che è un paese che non riesce a guardare al futuro. Quindi io credo che ci deve essere un'attenzione allo sviluppo economico, ma ci deve essere anche molta attenzione alla qualità del lavoro e alla capacità anche di equilibrare l'impegno della vita privata e l'impegno della vita pubblica nel lavoro. Sì, la grande sfida è questa, purtroppo i numeri da questo punto di vista sono impietosi e vanno a ricadere trasversalmente su tutti i settori ed effettivamente fanno più male rispetto a un'impennata del gas che poi può anche passare, ma se non invertiamo questo trend ci vorranno anni, le cose rischiano di essere complicate. Siamo quasi in chiusura. Munari, stride un po' questa doppia faccia dei giovani, cioè da una parte richiestissimi, tecnologici, preparati, e dall'altra che alle volte vengano dipinti come non hanno voglia di lavorare, preferiscono stare a casa, per pochi soldi non si mettono in gioco. Insomma, lei come li vede questi ragazzi? Dalla mia esperienza sì, non è così, insomma, ci sono dei casi, per l'amor di Dio, però io ho ragazzi che addirittura, soprattutto il quinto anno, si mettono in gioco fin da subito e tentano anche di lavorare durante il percorso scolastico, quindi hanno già collegamenti con le aziende, hanno già dei contratti, quindi sì, non vedo questa così generazione perduta che non ha voglia di fare niente, che attende e basta. Almeno dalla mia esperienza io vedo che i ragazzi sono molto invece così curiosi, attenti. Ovviamente una sfida della scuola è quella dovrebbe essere quella di anticipare, per così dire, i cambiamenti del mercato che sono molto veloci, e al di là delle attrezzature che sicuramente sono importanti, ma soprattutto cambiare la mentalità nella didattica, in quello che si fa a scuola, no? Quello è fondamentale secondo me, e questo ovviamente ricade poi anche sui ragazzi, sulla risposta che hanno anche nei confronti di scelte future. Sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringrazio moltissimo gli ospiti che sono stati con noi, a partire da Carlo Scorvino in collegamento, insomma responsabile dell'Osservatorio del Mercato della Regione. Grazie per averci dato una mano questa sera. Grazie a voi dell'invito. Grazie anche a Ester Iannis, Andrea Modotto, Diego Munari per essere stati con noi in studio. Grazie a voi. Bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. E insomma che sia una buona estate di lavoro, di studio anche per i nostri ragazzi, che abbiamo visto sono un motore fondamentale anche della nostra economia. Grazie a voi per averci seguito, grazie anche alla regia di Simone Caramaschi e Gian Domenico Ricci. Economai FVG ritorna giovedì prossimo. Buona serata a tutti.
Questo programma è stato offerto da Micra.